Rabbia, delusione, sconforto, amarezza e rassegnazione sono state alcune delle sensazioni che sono emerse da molti volti di padri e madri di famiglia che stamane si sono riuniti all'Istituto Tecnico Foderati di Agrigento per capire in quale sede dovranno lavorare in qualità di personale ATA. Una situazione scabrosa e tante difficoltà logistiche, chi per necessità e chi per il difficile momento economico che sta coinvolgendo il nostro paese in toto, molti dei presenti hanno dovuto accettare incarichi lontani da casa. Lampedusa, Palermo, Catania, Licata, questi alcuni dei nomi delle città proposte agli impiegati. Nessuna tolleranza, un out-out categorico, prendere o lasciare. Stamane il punto della situazione al Fodera, cosa è emerso dalla riunione di oggi? Guardi, non sono direttamente interessato a questa convocazione in quanto sono un assistente amministrativo in ruolo in servizio a Palermo, però siccome mi è stata negata per motivi per carità che non sto qui a discutere il trasferimento, però la beffa è che pur chiedendo l'assegnazione provvisoria, cioè appunto quella per un anno nel mio paese di residenza o comunque nei comuni limitrofi che è Sciacca, ci sono posti disponibili al 31 agosto, quindi per tutto l'anno, però noi veniamo penalizzati perché devono convocare il personale precario che per carità ognuno ha diritto di lavorare, però c'è una precedenza anche perché allo Stato converrebbe più come dire, spostare noi che siamo già titolari ed in ruolo nella scuola piuttosto che assumere altri precari che ripeto hanno lo stesso identico diritto di lavorare. Non discuto su questo. Sicuramente presenterò ricorso e seguirò tutte le strade legali che appunto per avere i miei diritti riconosciuti, ma non solo i miei. Per quanto riguarda per esempio i collaboratori scolastici è la situazione ancora peggiore perché noi parliamo di 4-5 unità, per i collaboratori scolastici si parla di almeno 20 unità.